Siamo qui 25, è appena stato disegnato le nuove strisce del bus in via Aquileia. E cosa ne pensa signor Lino Domini? Ma devo dire, il fatto che passi il bus è sicuramente una situazione positiva, però la posizione in cui hanno identificato il posizionamento del bus, visto che a 200 metri dove c'è il palazzo ex Banco di Sicilia era già predisposto con le tabelle, con gli orari eccetera per mettere il bus, posizionandolo in questa posizione, visto che in centro storico hanno già tolto un'infinità di parcheggi per modificare un po' il centro storico, e l'unico sfogo per parcheggiare era la zona di via Aquileia e le zone limitrofe. Il fatto che abbiano tolto tanti posti in macchina per far passare un bus sicuramente non è nella posizione, secondo me non è nella posizione ideale, perché oltretutto le problematiche sono tutti i residenti e le problematiche sono tutte le persone che vogliono accedere ed entrare nei negozi, insomma. Il del doppio senso di marcia adesso ha visto che verrà tolta la ciclabile e verrà fatto passare il bus e i taxi su questa corsia dove passavano prima le biciclette. Allora, la pista ciclabile è stata utilizzata a gran parte di tutte le persone che vengono giù dall'Austria e quindi era un passaggio abbastanza, diciamo, direi positivo, insomma, perché oltretutto è la linea che porta giù a Grado. Il fatto di toglierla sicuramente restringe e fa aumentare un po' il traffico all'interno di una via che chiaramente non darà scampo ai ciclisti, insomma, perché in centro carreggiata passa solo ed esclusivamente una macchina, ma vorrei vedere quest'estate cosa succede. C'è poi anche un problema che magari in questa zona di via Aquileia la carreggiata è un po' più stretta rispetto alle zone più sopra o sotto. Certo, perché il posizionamento del bus che era nella zona del Banco di Sicilia era perfetto, perché ha la possibilità di ingresso, visto che c'era via Giusti, e di uscita, e non creava difficoltà e problematiche. La strada è anche più larga. In una posizione come questa vengono mangiati 2 posti auto davanti, 2 posti dietro per l'ingresso all'autobus. Per cui secondo me il posizionamento è sbagliato completamente. Però insomma, se l'amministrazione ritiene che questo sia un risultato, io personalmente, vivendo in via Aquileia, non lo condivido.